Si è svolta dal 19 al 21 giugno presso il complesso Sante Zennaro in via Pirandello 12 la fiera agricola del Santerno, 3 giorni dedicati al presidio della biodiversità. La Confederazione Italiana Agricoltori di Imola è naturalmente a questa fiera del Santerno che vede già in questa mattina del sabato subito alle 10 tanta gente a vedere, a gustare questi prodotti del territorio. Sì, questa è la quinta edizione di questa manifestazione che ha come scopo è nata con l'intenzione, l'obiettivo di legare, avvicinare il mondo della produzione, il mondo agricolo, il territorio alla cittadinanza, alla nostra città. È importante questa manifestazione che storicamente veniva fatta, poi è stata sospesa ed è rinata con uno spirito nuovo, diverso, è quello proprio di dare un valore in un momento di difficoltà anche economico, di riscoprire quelli che sono i valori della terra e del nostro territorio. Noi siamo presenti qui quest'anno per il primo anno, in verità tutte le organizzazioni del territorio in collaborazione hanno aderito a questa manifestazione. Noi quest'anno per la prima volta siamo qui come CIA per presentare alcuni nuovi servizi rivolti ai cittadini, ai soci in modo particolare, ma anche a tutti coloro che vogliono avvicinarsi, no, al mondo dell'agricoltura, ai giovani. Il servizio consiste in un'area consulenza che è esperta, no, in due questioni particolari. La prima è quella di aiutare i giovani che vogliono entrare in agricoltura, che si vogliono avvicinare a questo mondo. Abbiamo dei consulenti esperti finanziari per dare la possibilità, no, alle aziende che vogliono avere accesso al credito, perciò c'è una consulenza particolare e specifica qualificata per questo e soprattutto per incentivare e aiutare i giovani che vogliono entrare con i nuovi finanziamenti, con il progetto Europa. Dobbiamo presentare anche la nuova carta dei valori, che è un'opportunità per i nostri associati di fare acquisti, no? E con una scontistica particolare nelle varie aree commerciali in cui siamo convenzionati. Questo per dare anche un senso alla tessera della CIA. Diciamo così che questa manifestazione deve essere a mio avviso un elemento anche visto che è stata organizzata, oltre che l'assessorato all'agricoltura nostro, imolese, ma anche dalle organizzazioni professionali, deve essere da stimolo per raggiungere quella unità sempre sperata, no, del mondo agricolo a livello di rappresentanza. E questo me lo auguro. Quello se lo auspica, ma fondamentalmente bisogna puntare sui giovani per riscoprire la terra e i valori del territorio, giusto? Sicuramente. Si avvicinano al mondo dell'agricoltura i giovani? C'è molto interesse, negli ultimi anni c'è questo interesse particolare per l'ambiente, per l'agricoltura. I giovani si avvicinano e cominciano a prendere piede, a mio avviso. Ci vuole comunque un pensare nuovo, un pensare giovane, cosa che l'agricoltura negli ultimi anni ha perso un po' questo concetto. Nuovi servizi, ma ha detto anche un'altra cosa importante, l'unità del mondo associativo. A che punto siamo in questo territorio? Diciamo che si sono fatti passi importanti, è stata costituita Agrinsieme, che è l'unità, no, fra Confagricoltura, CIA e Copagri, la Lega delle Cooperative, Cooperative. Questo organismo di rappresentanza a livello anche nazionale si sta diffondendo anche sui territori. C'è da dire che non in tutti i territori è stata costituita Agrinsieme. Noi speriamo comunque che sul nostro territorio
di avere una buona collaborazione anche con Coldiretti. Credo che sia una delle organizzazioni più importanti del nostro paese. Credo che il mondo agricolo abbia bisogno di ricompattare questa unità per dare più valore anche al lavoro del mondo agricolo, degli associati tutti. Credo che le bandiere oggi sono belle da vedere, ma è necessario mettersi a un tavolo e avere una rappresentanza politico-sindacale forte a livello unitario. Le politiche sui territori vanno fatte assieme, non si possono spezzare perché non ha senso e non porta risultati sperati, insomma. Di cosa si occupa Sigea? Sigea si occupa di impianti di irrigazione sia in agricoltura che in giardinaggio e praticamente noi è dal 97 che abbiamo aperto l'attività, io insieme a mia moglie. Mia moglie gestisce il magazzino nella zona industriale qui di Imola, di Via Togliatti, e praticamente facciamo qualsiasi cosa che concerne l'agricoltura e il giardinaggio, fertirrigazione, sistemi di filtraggio, ma quello che abbiamo più sviluppato è proprio i sistemi dei giardini, cioè gli impianti di irrigazione automatici dei giardini, che danno l'opportunità anche di risparmiare parecchia acqua. Ci sono sistemi in cui possiamo anche avere dei sensori pioggia, quindi quando la gente è in ferie comunque c'è un risparmio idrico, quindi anche un risparmio in denaro. In più ci dilettiamo a fare anche, diciamo, fontane, installare fontane, tra cui ne abbiamo anche mandate fuori all'estero, ne abbiamo mandate per delle esposizioni ceramiche. Altro direi che, cosa posso dire, abbiamo parecchia clientela nell'Interland, perché noi non lavoriamo molto sull'esterno, facciamo anche parecchio lavoro anche fuori, però diciamo che è molto centralizzato, sia per l'agricoltura che per il giardinaggio. Quello che ci aiuta molto, oltre a questa fiera del Santerno, è comunque il passaparola, perché comunque bene o male noi utilizziamo tutti materiali che al 90% sono tutti materiali professionali, quindi Reinbeard per quanto riguarda irrigazione e per quanto riguarda agricoltura comunque tutti i prodotti che sono comunque commercializzati e hanno anche nomi importanti. Quale tipo di richiesta c'è oggi dal mercato, che sia il mercato agricolo o il mercato familiare? Allora, il mercato familiare concerne molto anche per quanto riguarda l'abbellimento, per quanto riguarda la casa, il giardino, anche il terrazzo, c'è tanti che fanno anche il terrazzo. Mentre per l'agricoltura abbiamo tutto quello che concerne il mondo agricolo, che per noi è molto importante perché dovuto anche un po' a questa crisi che c'è stata, ci siamo spostati molto più sull'agricoltura in questi anni che sul giardinaggio, perché purtroppo, come sappiamo, le imprese edili, comunque le case, c'è questa caduta e la gente magari tende a risparmiare un po' di più. Però sull'agricoltura abbiamo dei grossi riscontri, siamo molto contenti. Se non avessimo questo comparto, cioè avremmo scelto di differenziare il nostro mercato, sicuramente avremmo avuto qualche problemino. Poi in più ci tengo a dirlo, devo ringraziare mia moglie, perché mia moglie gestisce, oltre al lato amministrativo, gestisce anche il magazzino, perché noi abbiamo anche un magazzino di vendita, quindi lei gestisce tante cose e ci aiuta proprio a diversificare, cioè diamo anche via al dettaglio oltre che all'ingrosso, quindi riusciamo ad avere un mercato abbastanza ampio e questo non fa male attualmente. La parola d'ordine immagino che sia quello che ha detto lei all'inizio, risparmio dell'acqua. Esatto, il risparmio d'acqua per noi è molto importante, anche perché al di là del costo, che la gente pensa sempre che tanto costa €1 al metro cubo, in realtà gli impianti di irrigazione sì risparmiano acqua, ma se usati con parsimonia, perché c'è tanta gente che dice tanto, per dire, l'ala gocciolante, tanto consuma 2 litri all'ora, ma poi ci sono tanti piccoli bucanini e questo bisogna stare molto attenti. Infatti glielo dico alla gente, non è che consumate meno, la date in maniera diversa, cioè viene distribuita in maniera diversa e inoltre andiamo ad alimentare il terreno di quest'acqua in maniera capillare,
Quindi questo vuol dire che noi quando diamo acqua la diamo dove serve. Difatti io tante volte faccio il confronto con la gente e dico: voi è vero che un impianto irrigazione costa dei soldi, però voi calcolate che se usate una budella normale buttate via mediamente dai 25 ai 30 litri al minuto, state lì un'ora, sono 1,8 metri cubi. Un impianto irrigazione tradizionale in 5 minuti vi irriga il giardino, con una portata di, non so, 20 litri al minuto, 5 per 2, 10, sono 100 litri, è 0,1 metro cubo, cioè questo è molto importante secondo me. Un'ultima cosa, il risparmio abbiamo capito, un commento rapido sulla Fiera del Santerno. La Fiera Santerno io è 3 anni che la faccio e sono contentissimo perché ho visto che comunque anche in un contesto così locale abbiamo dei riscontri abbiamo delle, come posso dire, c'è un ritorno. Cioè noi ci presentiamo, oltre che è una fiera che comunque non è grandissima, però riusciamo ad avere un ritorno su quello che abbiamo fatto qui, poi durante l'anno vediamo che c'è tanta gente torna, tanta gente non ci conosceva neanche, anche se siamo di Imola, perché noi alla fine siamo di Imola. E l'altra cosa è che c'è molto passaparola, nel senso che non sempre, cioè la pubblicità paga sicuramente, però un lavoro fatto bene ti ripaga molto di più secondo me, quindi la professionalità prima di tutto. 48 anni di Lotti Antonio Faenza e ancora alla Fiera del Santerno quest'anno a presentare anche qualche novità. Sì, abbiamo una novità qui presente che dopo la vediamo, un diserbo meccanico costruito con delle catene che va molto bene per non usare più i diserbanti, tutte queste cose qui, che siamo molto contenti. Poi abbiamo tante altre macchine qui presenti che dopo le vedrete, tipo la diradatrice, tipo lo stralciatore per tirare giù i tralci nei vigneti, e poi abbiamo tante macchine, abbiamo una trentina di tipo di macchine, qui non ci sono tutti, scalzatori posteriori, ventrali, spolonatrici, tanti tipi di cimatrici per il secco, per il verde, tutte queste macchine qui. Sono tutte macchine che fate da 48 anni a Faenza. Da 48 anni che io ho sempre cercato di rinnovare, di andare dietro all'innovazione, sono 48 anni che lavoro per conto mio, ho sempre cavato novità, ascoltando anche tutti gli agricoltori, perché le macchine non si fanno al tavolino ma si fanno nei campi, purtroppo è così a casa mia. Quanta crisi c'è nel settore agricolo adesso? Ma io la crisi nel settore agricolo non la vedo solo della confusione e basta. Dovrebbero pagare un po' di più la roba agli agricoltori, ma non c'è, perché a casa nostra lavoriamo per l'agricoltura ma non c'è crisi. Io non ho mai visto crisi in tutta la mia vita del lavoro, mai. È solo confusione che stanno facendo. Di cosa c'è bisogno allora nel mondo agricolo? Bisogna un po' di serietà, di cercare di pagare un po' di più quello che si porta via agli agricoltori e non altro. Non c'è bisogno di raddoppiare il suo prezzo per me, dargli qualcosa in più che possano sopravvivere, perché l'agricoltura lavora, gli agricoltori lavorano, non stanno lì a guardare, fanno delle ore e se lo meritano. E si può fare ancora innovazione come fate voi per quello che riguarda le macchine agricole? Sì, c'è ancora tanto da rinnovare, da investire, perché rinnovare costa. C'è ancora tanto. Io a casa mia ho un angolo di progetti che mi riporto avanti alla domenica, alla sera, quando non ho niente da fare per passarmi il tempo, mi porto avanti questi progetti, ma ne ho ancora tanti e c'è ancora tanto da fare. Solo che non c'è più un giovane, non c'è più, perché non gli abbiamo spiegato come hanno fatto con noi, che ci mandavano a lavorare in un laboratorio a gratis per imparare il mestiere. Bisogna cominciare a seguire questi giovani, a dargli, a dire prova a fare un'attività e poi dopo qualcuno la prende in mano e non vede che noi non abbiamo più uno che crei qualcosa, non c'è più una persona che si mette a lavorare in proprio per creare qualcosa, non c'è più. Aspettano tutti che gli sia solo dato, ma dov'è? Non c'è. Facciamo così, si finisce, siamo finiti. Ecco, ha accennato alle sue ultime novità, 2 parole proprio sulla sua ultima invenzione, sull'ultima innovazione che propone la sua azienda, Lotti Antonio. Sì, l'ultima innovazione
è quella che abbiamo detto prima, la macchina con le catene, poi a casa ho macchine doppie sempre per il diserbo meccanico, perché adesso bisogna puntare per vedere se riusciamo a diminuire almeno questo diserbo meccanico. Io ho tanti progetti che verranno fuori nel giro di un anno, poco più. Cavini, allora cosa proponete in questa splendida fiera? Proponiamo le nostre macchine, proponiamo la nostra attrezzatura, come facciamo da tanti anni, diciamo così, andiamo avanti. Io ho 48 anni che faccio questo mestiere e spero di continuare ancora, ecco. Le macchine si sono evolute in modo molto rapido, siamo partiti che usavano le mucche e siamo arrivati, diciamo, alle macchine super tecnologiche che oggi come oggi per poterle starci dietro ci vogliono degli studi, ci vogliono essere dei corsi per poter stare aggiornati, hai capito? E questo, le cose cambiano, sono cambiate tantissimo, anche il modo di proporci alla clientela è cambiato, ci sono molti giovani adesso anche in agricoltura che sono molti aggiornati, perciò bisogna cercare di stare aggiornati su tutto quanto, ecco. Ma le dimensioni, qui vediamo dei trattori di diverse dimensioni, contano ancora? Ormai anche il più piccolo è potente come quello più grande? Adesso anche il più piccolo portano, diciamo così, delle potenze altissime però abbiamo che sono quelli per la frutticoltura, per i peschetti, per i frutteti, mentre le macchine più grosse che arrivano fino a 400-500 cavalli sono per, diciamo così, la larga, per l'aratura, per la semina, per l'erpicatura, per tutte quelle cose lì sono, ecco. Parlando con altri protagonisti di questa fiera ho chiesto, e lo chiedo anche a lei, c'è ancora voglia di lavorare nel mondo agricolo? La voglia c'è la voglia, ci sono dei giovani che si stanno mettendo sotto, ci stanno con dei grandi sacrifici, perché purtroppo è il mondo che va così, è il mondo che va, però la voglia c'è, siamo gente tutti quanti che cerchiamo di tirare avanti, ma purtroppo il mondo è quello che è oggi, c'è poco succo, ecco, diciamo. C'è della gran volontà, speriamo che cambino le cose, ecco, speriamo che cambino. E di investire in un trattorino di queste dimensioni è ancora più difficile? È ancora più difficile, come difatti lavoriamo parecchio nella riparazione, più che nella vendita, perché riparano con cifre abbastanza contenute, andare a prendere delle macchine nuove da ammortizzare è un po'... diventa dura, diventa oggi come oggi, perché niente macchine che si prende sono decine e decine di migliaia di euro, ecco. E allora se la campagna andasse bene, andasse come deve andare, che ci fosse il ritorno, la gente investe. Gli agricoltori, gli imprenditori agricoli sarebbero disponibili a investire, purtroppo devono anche loro stare sempre cercare come andrà l'anno, ecco come andrà, perché pian piano le risorse vecchie si vanno un po' a esaurire, ecco, si vanno. Cosa serve a un buon agricoltore oltre a una buona macchina e un buon trattore? Serve praticamente l'attrezzatura, perché il trattore è come quando c'erano le mucche. Ci voleva l'aratro, il trattore serve, però ci vuole dietro tutta una serie di macchinari che costano parecchi anche quelli lì, è dal trince, è dall'erpice rotante, è dall'aratro, è da tutti quei macchinari, adesso anche da dare il diserbo, ci sono macchine tecnologiche che costano parecchie migliaia di euro, e allora bisogna andare a vedere un po', ecco, tutto quello che serve per poter lavorare. Ognuno poi, magari chi ha il frutteto ha bisogno di un certo tipo di macchinari, chi fa la larga ha bisogno di un altro tipo di macchinari. Noi adesso, diciamo così, anche sul fatto della messa a norma siamo specializzati sulla messa a norma di tutti i macchinari, perché oggi come oggi è obbligatorio mettere a norma tutti i trattori,
carri raccolta, deve essere tutto a norma perché altrimenti ci sono delle sanzioni anche lì per chi non le fa. Soddisfatto di questa fiera del Santerno? No, sono soddisfatto, noi è già dall'inizio che abbiamo cominciato a farla che la facciamo, quest'anno ci siamo, diciamo così, ingranditi, abbiamo messo più macchine, abbiamo portato, perciò no, siamo soddisfatti, anche la gente, vedo che c'è un bel movimento di persone, la gente è interessata, speriamo che alla fine ci sia un po' il risultato, ecco. Landi, cosa proponete in questa fiera del Santerno? Noi proponiamo macchine agricole, proponiamo del marchio Grillo, che sono trattorini, diciamo, che tagliano l'erba, fanno vari lavori, tipo motozappe, che ci sono anche delle motozappine. Poi proponiamo i trattorini della Carraro, i trattori della Carraro, che sono trattorini isometrici che servono praticamente nei vigneti e, diciamo, anche nei campi e nel terreno aperti. Abbiamo questo tipo qui che è un 40 cavalli, un trattorino medio, poi dopo abbiamo un altro trattore più grosso che è un 78 cavalli con diciamo, il voltafieno della Fella, che noi siamo rappresentanti anche Fella, e poi dopo abbiamo un altro tipo là in fondo, che questo qua è un trattorino che ha 100 cavalli e serve da tagliare il fieno, specialmente in montagna. Quindi dal servizio dei piccoli giardini all'agricoltura. Esatto, a tutta l'agricoltura. Oltretutto abbiamo anche le rotopresse della Feraboli per fare i balloni del fieno, tutta la gamma, abbiamo tutta la gamma anche da fienagione, facciamo la lavorazione dei terreni, vendiamo tipo ancoratori, diciamo dissodatori, frese, aratri, tutte queste cose qua. Cosa cerca oggi il cliente, che sia pubblico o privato, che sia l'agricoltore, che sia la famiglia che ha bisogno di mettere a posto il giardino di casa o del condominio? Sì, adesso oggi diciamo è un po' un enigma, perché la gente non ha molti soldi da investire in queste cose, allora sta sopra delle cose molto piccole, sta dei raso erba spinta, sì, insomma non è, e gli agricoltori purtroppo abbiamo avuto 2 annate che non è stato proprio favorevole all'agricoltura, specialmente ancora adesso stiamo pagando dei prezzi del fieno troppo bassi e l'agricoltore ha paura di investire nelle macchine perché non c'è un guadagno alle spalle e fa fatica a investire nelle macchine. Quindi. In questi giorni della Fiera del Santerno c'è interesse almeno a valutare, a guardare? Sì, insomma, interesse a valutare, interesse ce n'è, ma il problema è che diciamo, l'interesse ne hanno, però il problema è che è sempre a monte che il loro prodotto costa poco. E la gente quando costa poco il loro prodotto dopo non acquistano neanche le macchine, perché vedo che quest'anno c'è stato un calo di vendite rispetto all'anno scorso parecchio notevole, quindi specialmente nella roba da fienagione è stato un calo proprio abbastanza notevole. Da quant'è che siete sul mercato? Noi che siamo sul mercato adesso nella nuova società sono all'incirca 10 anni, però questa società qui aveva praticamente il padre di mia moglie, perché io praticamente sono il marito della Stefani, che suo padre è il fondatore dell'azienda e questa azienda è sul mercato da 40 anni. Delle volte mettiamo a parlare fra di noi e lui mi diceva 40 anni fa si vendeva senza problemi, adesso si vende con fatica e poi c'è anche le concorrenze che fanno delle guerre spietate, ci facciamo delle guerre spietate fra di noi perché allora insomma si fa parecchio fatica nell'agricoltura oggi. Però può spiegare a un condominio che una macchinina così fa risparmiare tempo e denaro che quelle che si trovano un po' manuali nelle ferramente? Sì, questa macchinina qui, adesso questa poi è una macchinina da un condominio grosso, quindi questa è una macchina che fa risparmiare parecchio tempo, perché oltretutto abbiamo un sistema matching che praticamente l'erba la sfrantuma tutta e la riduce in polvere che non si vede più nel terreno. Quindi non c'è raccolta ma rimane lì? È raccolta, però ha un sistema abbastanza valido.
Poi dopo diciamo una macchinina così in un condominio costa un pelino, però un operatore qui riesce a fare di tutto. Qui ci va attaccata anche la turbina della neve, per caso che se viene la neve d'inverno può usarla anche per ruspare via la neve, quindi sì, è già una macchinina abbastanza interessante. Poi dopo vediamo, poi dopo abbiamo una macchina più grossa, che queste qua sono macchine praticamente che si usano diciamo negli agriturismi, nei ristoranti, negli alberghi. Sono macchine che praticamente fanno uno sfalcio sempre all'altezza e si vede sto bellissimo prato, anzi che addirittura lei la carica dentro il cassone, poi dopo la scarica sopra, diciamo un altro o un camion o qualche cosa. Quindi qui fa un prato che è proprio tenuto perfetto, sembra un campo sportivo. Giorgio Bocchi, cosa proponete qui alla Fiera del Santerno? Allora, intanto Agrico è una nuova realtà che è di recente costituzione. Siamo nati con lo scopo di creare delle attrezzature per la lotta fitosanitaria all'interno dei frutteti e dei vigneti. La nostra sede operativa si trova nelle campagne ferraresi, quindi all'interno di una zona dove questo problema è particolarmente sentito. Abbiamo sviluppato una serie di atomizzatori e barre irroratrici proprio per sopperire a questo problema che si presenta. Le nostre macchine sono diciamo di concezione moderna, sono portati, quindi vanno collegati al sollevamento del trattore, non hanno ruote, quindi hanno ingombri particolarmente ridotti. Abbiamo fatto questa scelta perché riteniamo che le culture sempre più intensive, quindi filari sempre più stretti, piante sempre più fitte, hanno fatto sì che ci sia necessità di avere delle attrezzature sempre più compatte. Le nostre macchine insomma sono state concepite proprio per questo sistema qua. Oltretutto la continua meccanizzazione della raccolta della frutta fa sì che all'interno dei filari debbano passare delle macchine agricole, quindi si deve preservare il più possibile la carreggiata all'interno dei filari. Quindi si necessitano di macchine leggere, compatte e che danneggino il meno possibile il suolo all'interno delle file. E per questo motivo insomma noi ci siamo dedicati e specializzati alla realizzazione di questo tipo di attrezzature. E abbiamo anche varie dimensioni di scelta. Esatto, abbiamo varie dimensioni che possono essere dai 200, 400 fino a 600-800 litri a seconda insomma, delle necessità del frutteto, del vigneto che uno deve trattare. Come rispondono ora gli agricoltori in questo periodo particolare? Questo periodo particolare insomma, per noi è abbastanza fruttifero perché proprio per questa necessità di ridurre l'impatto al suolo all'interno dei filari cercano delle attrezzature compatte e ridotte, perché passando con un atomizzatore tradizionale, un trainato da 1000 o 1500 litri che sono sempre 10 o 15 quintali, si danneggia parecchio la carreggiata, soprattutto quando si ha la necessità di trattare subito dopo un'intensa pioggia. E quindi insomma ci si adopera per acquistare questo tipo di attrezzature, non diciamo come macchina principale ma come attrezzatura di scorta, chiamiamola così. Come funzionano in poche parole queste macchine? Praticamente abbiamo un enorme serbatoio d'acqua, una pompa che aspira l'acqua dal serbatoio e un ventilatore assiale che si occupa di creare un flusso d'aria e veicolare le particelle d'acqua che vengono nebulizzate da dei particolari ugelli. Mondo agricolo come sta in questo momento? Diciamo insomma, che il mondo agricolo come gli altri settori potrebbe stare meglio, è un settore che è abbastanza costante, non avendo mai conosciuto dei picchi altissimi, insomma come posso dire, cerca di galleggiare rispetto a altri settori che magari sono parecchio più in difficoltà. Proseguiamo nel nostro viaggio nella Fiera del Santerno con una collega che è in un altro stand. Siamo alla Fiera Agricola del Santerno e in particolare nello stand della SEA Coop, Società Cooperativa Sociale Onlus. Con noi abbiamo Letizia, Tiziana e Barbara. E ovviamente la prima domanda è questa: di cosa si occupa la vostra cooperativa? La nostra è una cooperativa sociale che si occupa di servizi educativi assistenziali, in particolare infanzia, anziani, disabilità e giovani e psichiatria. Noi in particolare siamo del centro occupazionale La Tartaruga, che ha sede a Toscanella di Dozza, e
cerchiamo di sviluppare le competenze dei ragazzi che vengono da noi, le competenze sia lavorative che relazionali. Abbiamo diversi laboratori, nello specifico il laboratorio dell'orto biologico e della serra, il laboratorio del legno, il laboratorio della ceramica e della pasta di sale e della carta riciclata. Ovviamente tutti questi laboratori sono delle attività che svolgiamo insieme ai nostri ragazzi per, appunto, come diceva Letizia, mantenere e favorire le loro competenze. E siamo qui alla Fiera dell'Agricoltura perché appunto i nostri prodotti sono relativi all'agricoltura. Abbiamo portato infatti le piantine della nostra serra, le casette degli uccelli o bat box e delle teste d'erba, che sono appunto degli articoli, diciamo, che abbiamo prodotto specificatamente per questa fiera per i bambini. Come possiamo fare per contattarvi? Il contatto avviene tramite i servizi sociali, quindi bisogna fare riferimento all'ASP, dove gli assistenti sociali indicheranno i vari servizi presenti sul territorio, tra cui ci siamo anche noi come centro Tartaruga.